l'acqua, la entra nel mio cortile 70 centimetri dietro, perché esonda là, esonda qua che c'è una curva del Meschio, esce e non riesce neanche a defluire sulla stradina secondaria che abbiamo qua, la via Armando Diaz. Tante testimonianze di chi per tutta la notte ha lavorato, ma anche cittadini che hanno aiutato chi si è trovato ricoperto di acqua e fango. Ci siamo sentiti abbandonati, ci racconta il titolare di questa osteria. Quanta acqua le entra? Noi sui 80 centimetri. Adesso noi stiamo ripristinando tutto, ma abbiamo danni perché non funzionano più i free, non funziona, l'impianto elettrico non funziona, è un disastro, un disastro. E dicevo, non è cambiato niente dal 2020 ad oggi? No, niente assolutamente, anzi. Pochi passi siamo nella gelateria del paese, qui tutto è andato distrutto. Nel giro di 5 anni di nuovo, e come vedete è tutto distrutto, noi e altri insomma hanno avuto danni ingenti. L'acqua è entrata da dove? Da dietro, nel nostro caso da dietro, e poi ha sfondato la porta di un portone dietro e da lì è andata oltre le paratie che avevamo messo e di conseguenza insomma ha distrutto tutto. Il titolare della macelleria aveva aperto l'attività solo a febbraio, anche per lui danni ingenti. Si ricomincia? Sì, appena iniziato si riparte nuovamente, cerca di ripartire insomma a testa bassa e lavorare, basta. Quello è, purtroppo non si può fare altro. Inutile stare qua a piangere e lamentarsi. Il territorio ferito dall'ennesima esondazione, gli occhi arrossati di chi non ha dormito, di chi ha perso qualcosa. Il magazzino che è completamente andato distrutto. Di merce che si distrugge se prende un po' di acqua. Dai mangimi alle granaglie, ai pellet, ai tronchetti. Tutto da buttare via? Tutto ancora da buttare via. Per fortuna che eravamo a casa e ci siamo accorti prima. Da stanotte siamo ancora a lavorare. Paura anche? Tanta, perché c'è anche un bambino di 9 anni che lui non aveva mai visto una roba del genere e si è spaventato. Il sindaco chiederà lo stato di calamità nei prossimi giorni, la conta dei danni.